Cominciamo oggi, sabato 10 gennaio del 2026, una serie di 10 incontri sul tema da dove veniamo, dove stiamo andando. Sono i percorsi che vogliamo approfondire, che ci hanno portato alla situazione di oggi e che devono servire assolutamente anche a far uscire non solo informazioni ma anche idee per il futuro. I temi sono quelli più importanti, non tutti ovviamente, certi temi non ci sono, non abbiamo potuto coprire tutto lo scibile umano, però l'economia, la politica, l'urbanistica, l'ambiente, la salute, i movimenti, le energie, la mobilità e le arti. Le arti sono solo 4, ma ce ne sarebbero tante altre, ma sarà il soggetto, saranno l'argomento di un secondo ciclo che sicuramente si farà a partire da ottobre. Sono questi incontri rivolti non solo ai presenti qui oggi a Mestre, ma a tutti quelli che vorranno vedere queste conferenze, questi video che andranno in un canale dedicato con questo nome, da dove veniamo, dove stiamo andando, su YouTube, e poi saranno utilizzati a partire da settembre-ottobre di quest'anno in tutte le scuole medie superiori, dove gli insegnanti sia dei licei che dei tecnici vorranno ricevere gratis il libro in cui queste relazioni verranno pubblicate. E quindi si tratterà di un'attività educativa, una specie di educazione civica tra virgolette a larghissimo raggio e ambientale, che è finanziata dalla Fondazione ICU, Istituto Consumatori Utenti. Perché gratis? Stamperemo 10.000 copie di un libro e lo distribuiremo gratis, perché questa fondazione ha come scopo quello di divulgare i diritti dei consumatori e dei cittadini e a questo scopo insomma vengono utilizzati i suoi fondi, che per fortuna possiamo utilizzare. Io ne sono il presidente, era stata fondata da Tito Cortese, è un'eredità di tasca nostra, insomma. E cominciamo. Oggi abbiamo abbiamo 2 relatori. Il primo che sentirete sarà Beppi Tattara, Giuseppe Tattara, professore di storia economica a Ca' Foscari, emerito adesso, e poi in seguito, purtroppo soltanto in audio perché c'è sciopero dei treni e quindi non ha potuto arrivare da Vecchiano di Pisa fino a qui e tornare a casa sua oggi, ed è Francesco Gesualdi, che tutti conosciamo come grandissimo esperto dei problemi mondiali dei consumatori, anche promotore di iniziative molto forti di boicottaggio di multinazionali che hanno calpestato i diritti dei bambini, eccetera. E lo sentiremo successivamente. Ognuna di queste conferenze durerà al massimo un'ora, perché vogliamo che questi video poi possano essere utilizzati anche nelle scuole come materia di istruzione. La parola a Beppi Tattara. Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti e cominciamo. Allora, si sente poco? No, spengo il microfono. Allora, ovviamente cominciamo col dire qualcosa sul miracolo economico. Il miracolo, ci sono delle copie. Qualcuno mi dice che vuole l'altoparlante, quindi riprendiamo un attimo, perché hai una voce troppo leggera. E così i potenti mezzi. Allora Chico sospendi e riprendiamo dall'inizio, quando appena abbiamo l'altoparlante. Fai quello che vuoi, poi paghi i diritti, ma dopo paghi i diritti dopo. Basta tenerlo così, se non dovete tenerlo in mano, ma fate così. No, lascialo. Qualcuno vuole allora, si sente meglio? No, tieni in mano. Si sente meglio? Ah sì, scusate, prendetevi intanto la relazione di Tattara e poi vi do quella di Gesualdi. Giratevela un po'. Giratevela un po'. È il rosso, vero? Prova un po'. È verde.
Sì, pronto? Si sente? Si sente? Sì, pronto? Si sente? Si sente il miracolo economico? Si sente? Chi è che non ha la relazione? Altri? Allora, Chico, scusami, riprendi adesso qua. Allora cominciamo col dire qualcosa sul miracolo economico sugli anni 50 e gli anni 60. Anni 50 e anni 60 che appunto leggevo proprio in questi giorni sono, secondo uno studio dell'economista Nicola Rossi, sono stati gli anni in cui, dal 50 al 63, 14 anni in cui si è giocato tutta la crescita dell'economia italiana, nel senso che in questi anni, solo in questi anni, l'Italia è cresciuta a dei tassi significativamente superiori agli altri paesi europei, sia l'Inghilterra che la Germania e la media dei paesi europei. Negli altri 150 anni quasi, invece, la nostra crescita è stata, molto più allineata. Quindi ci chiediamo che cosa sia successo di particolare, in questi 14 anni. Allora, facciamo una breve descrizione. Intanto diciamo che è stata una crescita nell'orbita americana. E questo lo sappiamo, c'è stata un'influenza diretta degli Stati Uniti nell'escludere il Partito Comunista e il Partito Socialista dalla compagine di governo. Qui viene ricordato appunto il viaggio di De Gasperi in America e poi attraverso appunto la condizione politica per sbloccare i fondi del piano Marshall, che sarebbero venuti meno in caso di vittoria del Fronte Democratico Popolare. Ecco, ci sono stati gli slogan che hanno portato poi alle elezioni del 48, dove si diceva appunto senza piano Marshall non c'è pane, lo slogan della DC. E in realtà arrivavano questi pacchetti dell'ERP, qui dice tonnellate di pacchi viveri dell'ERP. Bene, allora che cosa caratterizza questo periodo? Beh, intanto è caratterizzato da un grosso intervento dello Stato nell'economia, forse non tanto organizzato, ma comunque c'è stato qui, ricordo il Fondo Industrie Meccaniche nel 1947 che ha salvato i colossi che erano stati appunto al centro dello sforzo bellico, Breda, Ansaldo. Poi c'è stato l'IRI che tutti conosciamo, che è stato un modello che ormai è stato studiato in tutto il mondo, il piano Senigallia, la meccanica, l'auto, l'Alfa Romeo e poi la rete telefonica, la rete autostradale, tutte le infrastrutture del paese. E poi ci sono state anche delle grosse imprese, e qui ricordo la Fiat come particolare, che ha ricevuto un mucchio di soldi dal piano Marshall, e Valletta appunto è stato negli Stati Uniti, ha imparato il Fordismo, ha copiato sostanzialmente i modelli delle auto con cui poi sono nate la 600 e la 500. Anche qui si ricorda come in cambio degli aiuti del piano Marshall la Fiat sia impegnata a ridurre l'influenza della CGIL nelle fabbriche. E su questa influenza americana ci sono dei documenti che adesso sono disponibili anche online, che sono citati in questa breve nota, che sono interessanti. Due cose in particolare vorrei poi ricordare: l'ENI e l'Olivetti. L'ENI di Mattei, che è appunto diventata una storia che tutti conosciamo un po'
da aver letto o da film. Mattei il governo aveva deciso di liquidare l'Agip, ha nominato il liquidatore Mattei, il quale però non ha seguito le linee del governo, ha scoperto importanti giacimenti nell'area padana e con il piano Marshall è riuscito a creare una rete di metanodotti che è stata poi essenziale per avere l'energia appunto delle imprese a basso costo. Ricordiamo anche il conflitto delle 7 sorelle, che sono, ecco, in questo senso qui si scrive Mattei usò lo Stato come market maker. Ecco, questo di market maker è lo Stato che rischia dove i privati non rischiano, ed è un concetto recentemente rivangato dall'economista Mariana Mazzucato, che segna adesso in America, e che dice che il ruolo dello Stato è essenziale nello sviluppo della tecnologia. Su questo ci sono molte discussioni, alcuni dicono che la tecnologia moderna, qui faccio un breve accenno, la tecnologia moderna è essenzialmente sviluppata dalle imprese private, rifacendosi tutto il discorso dei droni. Altri invece, come la Mazzucato, sostengono che anche per i droni di grande capacità sono sostanzialmente militari, e quindi c'è ancora l'importanza dello Stato. E poi l'altra cosa molto importante è quella del caso Olivetti. Il caso Olivetti, che è tutta una storia a sé, che anche questo è stato portato alla ribalta da un recente libro della Sicrest, che ha ricostruito appunto la storia dell'Olivetti e la storia delle innovazioni, il progetto Elea 9003, che è stato il primo computer al mondo, non uno dei primi, interamente a transistor. Questo computer Elea 9003 era tecnologicamente molto avanti a tutti i computer IBM, tutti i computer che circolavano nel tempo, ed è stato creato da Adriano Olivetti, che aveva intuito l'importanza dell'elettronica, e da questo ingegnere italo-cinese, Mario Xu, credo che si dica così, che appunto avevano sviluppato questo modello. Ecco, l'Olivetti è finita poi come è finita, perché ci sono state 2 coincidenze, più o meno coincidenze: la morte di Adriano Olivetti per infarto e un incidente stradale che ha ucciso, dove è morto questo ingegnere italo-giapponese. E su questo incidente stradale ci sono molti dubbi, la moglie è molto perplessa, e anche la giornalista Sicrest, che ha ricostruito queste vicende, sostiene che appunto il fatto che non siano state fatte autopsie nei 2 casi, insomma, lascia molto perplessi. E in realtà l'Olivetti si è deciso di chiudere la parte elettronica, che era la più promettente, e di vendere il tutto alla General Electric. E qui c'è probabilmente ancora l'influenza degli Stati Uniti, e nel senso che è stato fatto un consorzio, qui viene ricordato, con Visentini e Fiat, Pirelli, Mediobanca, dove Valletta si esprime in un modo celebre, con una frase celebre per la sua cecità rispetto al futuro. La società di Ivrea è strutturalmente solida. Sul suo futuro pende però una minaccia, il neo da estirpare, l'essersi inserita nel settore elettronico. E che è curioso che poi, appunto, quando si è deciso di cedere alla General Electric la parte elettronica, un nucleo di ingegneri dell'Olivetti, questo Perrotta ed altri,
si sono trovati in fabbrica il giorno prima della cessione e hanno cambiato tutte le matricole delle componenti elettroniche trasformandole in componenti meccaniche, per cui sono rimaste in realtà a Ivrea e non sono state cedute alla General Electric. Tanto è vero che subito dopo sono usciti col primo computer P101, che è un computer abbastanza famoso fatto dall'Olivetti, e solo 4 o 5 anni dopo l'HP ha fatto un computer simile, quindi con una distanza che in questo campo è molto rilevante, ed è stata multata dall'ente americano di controllo per aver copiato sostanzialmente l'architettura del P101 con una multa ingente. Quindi c'era in realtà un progresso tecnologico molto rilevante all'interno dell'Olivetti, e che è stata l'occasione persa più interessante. Carlo? Bene, cosa è stato il motore della crescita? A parte queste considerazioni. Il motore della crescita è stata la disponibilità di manodopera a basso costo dalle campagne del sud. Forse qui? Sì, dalle campagne del sud. E abbiamo 2 milioni di migrazioni verso il triangolo industriale. E abbiamo bassi salari, i salari sono aumentati di 2,5% annuo nel periodo 51-62, il periodo di massima crescita, e il valore aggiunto industriale è aumentato invece del 9% anno. Quindi lo vedete in questo grafico, e che questi sono quello che manca, diciamo la linea, il colore rosso mattone, sono sostanzialmente profitti e accumulazione, che sono stati reinvestiti, nel senso che in un periodo di forte domanda l'investimento era facile e molto profittevole, quindi sono andati tutti in investimento. E quindi insomma c'è una differenza del 7% annuo sostanzialmente. In questo periodo, come ricordavo prima, dal 58 al 63 la crescita in Italia era il 6,3%, in Europa il 4,3%, in Europa occidentale, e il 2,7% nel mondo, e poi è continuata così fino anche qualche anno dopo, e quindi una notevole differenza. Su cosa si fondava questa crescita? Si fondava sulla libertà degli scambi internazionali. Perché Bretton Woods, quando si è creata l'architettura del sistema internazionale per il dopoguerra, si è stabilito sulla base di Keynes e anche del rappresentante americano un sistema che tendeva a liberalizzare gli scambi e però consentiva il controllo dei capitali a breve termine e lasciava liberi i capitali a lungo termine. Questo ha agito molto positivamente sul sistema economico, perché il controllo a breve termine vuol dire che i tassi di interesse interni potevano essere molto bassi senza che ci fossero uscite di capitali, e quindi i capitali si investivano all'interno, mentre la libertà dei capitali a lungo termine, visto che l'Italia era molto attrattiva dato questo basso costo del lavoro, hanno attirato molti investimenti dall'estero. Quindi abbiamo avuto quello che poi non stiamo avendo in questi anni, perché in questi anni non abbiamo controllo dei movimenti di capitale a breve, ma i capitali a breve escono e entrano con estrema facilità da qualsiasi parte. E questo è stato molto importante, perché il credito all'impresa era a tassi veramente molto bassi. E i due
pilastri su cui la lira era molto stabile, e i pilastri su cui si è costruita questi primi 14 anni dell'economia italiana sono stati il GATT e l'adesione alla Comunità Europea. Il GATT è il General Agreement on Trade and Tariffs, quindi l'accordo sulle tariffe e sul commercio. Tariffe che sono state liberalizzate specialmente nei riguardi dei paesi europei, anche se gradualmente, non è venuto subito la liberalizzazione. Ci sono stati parecchi anni in cui le tariffe erano ancora abbastanza alte e questo ha protetto molto l'industria per esempio italiana dell'auto e l'industria anche degli elettrodomestici, che solo gradualmente hanno visto ridurre le loro tariffe. Bene. Cosa è successo? Andiamo avanti o facciamo una discussione di volta in volta? Cosa è successo subito dopo? Il periodo successivo è quello che è stato chiamato gli anni del conflitto distributivo, che lo Stato non è riuscito a governare. Sono anni in cui c'è stato un aumento dei salari sensibile, e noi ricordiamo tutti il 68, ecco qui ci vorrebbe appunto la relazione di Gesualdi, il quale appunto si sofferma abbastanza a lungo su questo problema del 68, del maggio francese, comunque poi lo sentiremo, e comunque c'è stato un aumento dei salari nominali che sono cresciuti, qui ricordo nel 70, le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 15-20%, quindi abituati a una crescita del 2,5% annuo c'è stato un salto enorme nella crescita e c'è stata una crescita anche dei salari reali, cioè del potere di acquisto, con un aumento della quota dei salari sul prodotto lordo dovuto all'aumento salariale, non tanto all'aumento dell'occupazione, dal 56,7 al 59. Ricordiamo, questo è stato seguito dall'accordo sul punto unico di contingenza per tutte le categorie, quindi l'ugualitarismo, il superamento delle differenze basate su età, su qualifiche, l'incremento per i redditi bassi e l'inflazione che è schizzata al 20%. Con uno schema però di indicizzazione salariale attraverso la scala mobile che qualcuno ricorda è stato il più favorevole tra quelli esistenti in Europa, questo secondo almeno Michele Salvati. Qui vediamo cosa è successo in questi anni in questa figura. In questa figura noi abbiamo la linea rossa che indica l'aumento dei prezzi in Italia e la linea blu che indica l'aumento dei prezzi in Germania nel decennio 70-80. Cosa è successo? È successo che l'Italia, l'inflazione era molto più alta che in Germania e quindi noi sostanzialmente non saremmo mai riusciti a vendere, non potevamo continuare a esportare perché avevamo dei prezzi che erano cresciuti molto di più. Però è successo che il cambio si è deprezzato a ritmi vertiginosi, nel senso che il 12% col dollaro e il 30% col marco. E il deprezzamento del cambio è indicato da quelle barre gialle che vi indicano come il deprezzamento del cambio abbia superato il divario nella crescita dei prezzi. E qui adesso ricordo un'intervista fatta 2 o 3 anni fa con un produttore qui di Veneto che fa stampaggi in plastica per l'industria automobilistica, anzi ha fatto stampaggi in plastica per l'industria automobilistica tedesca,
il quale mi diceva appunto: ma questi ritmi di inflazione, bastava tenere la merce in magazzino e l'anno dopo si vendeva con un profitto notevolmente superiore, e così andava avanti. Certamente crescevano anche le materie prime, perché c'è stato l'aumento del prezzo del petrolio in questi anni, no? Però lo scarto temporale era comunque tale da garantire un profitto molto maggiore se la merce non solo veniva tenuta in magazzino, ma veniva trasformata e veniva venduta in Germania a un cambio che era particolarmente deprezzato. Gli economisti dicono che il cambio reale, cioè il cambio che tiene conto del divario tra i prezzi, si è sensibilmente deprezzato, quindi i profitti sono stati recuperati in questo modo e in misura veramente molto forte. È un po' complicato, ma spero che sia chiaro. Cioè, se il nostro paese ha un aumento di prezzi molto forte, ma il cambio con la Germania si riduce molto, è chiaro che noi possiamo vendere comunque a un prezzo più basso del prezzo tedesco, che è rimasto stabile. Cioè perché abbiamo un cambio che si è deprezzato del 30%. E questo è il significato di questo grafico. Qui vediamo un po' lo stesso discorso, vediamo la quota dei profitti, questo è un grafico preso da Barca, eccetera, la quota dei profitti sul valore aggiunto, quella che avevamo visto nel grafico rosso e blu, mi pare, e vediamo che è stata sempre molto alta negli anni 50, si è ridotta a seguito del maggio francese e della contrattazione dei primi anni 70, però poi è ritornata a crescere con ritmi estremamente forti per tutti gli anni 80. Vediamo anche gli investimenti, che sono la linea tratteggiata, vediamo come sono cresciuti negli anni 50, poi c'è stato un picco, qui sono gli investimenti delle grandi imprese, quelli con più di 200 addetti, sono dati di bilancio. C'è stato un picco nel 71 che è un po' anomalo, nel senso che è dovuto a un picco di investimenti pubblici, e in qualche misura anticongiunturale, e poi sono calati e sono ripresi solo invece alla fine degli anni 80. E questo è stato il grosso declino che ha segnato la nostra storia, cioè il fatto che non si è più investito specialmente in ricerca tecnologica. E si è appunto scelta la via della inflazione e deprezzamento. Che cosa ha fatto? Perché avevo detto appunto che lo Stato non riuscì a governare? Beh, lo Stato non è riuscito a governare nel senso che non è riuscito a mediare su questo conflitto capitale e lavoro, se non lasciando correre le cose, cioè attraverso l'aumento dei prezzi, quindi in modo molto indiretto. Altri paesi hanno agito diversamente, hanno agito con riforme più strutturali. C'è stato in Inghilterra ancora negli anni 50 c'è stato un aumento del welfare col piano Beveridge piuttosto rilevante, dove in qualche modo si è mediato anche il conflitto distributivo, perché se tu dai ai lavoratori un welfare maggiore, in qualche modo lenisci appunto il conflitto salari-profitti. Al
Gli anni 70 sono stati caratterizzati da una crescita del prodotto lordo più bassa, 5-6%, e però appunto il calo rilevante è il calo degli investimenti. Questi anni sono stati gli anni in cui la spesa pubblica è aumentata, c'è stato un minimo di attività anticongiunturale, è aumentata nel prodotto interno lordo, è passata dal 33 del PIL al 41, e le grandi imprese hanno iniziato a rifugiarsi, dice Barca, in un sistema di relazioni opache con il potere politico, cioè c'è stata una compromissione in qualche modo. Se prima non c'era, anche prima abbiamo visto che c'era un'influenza piuttosto marcata, comunque molti le fanno risalire a questo periodo. Allora, cosa ha tirato la crescita in questo periodo? Beh, è stata tirata in realtà dalle piccole, hanno preso slancio le piccole imprese, e qui c'è tutto il discorso delle imprese dei distretti industriali, e anche con non solo dovute al deprezzamento del cambio. Il deprezzamento del cambio poi è finito, perché quando siamo entrati nello SME, nel sistema monetario europeo, prima siamo entrati con una fascia di oscillazione piuttosto ampia del 6%, che poi è stata ridotta al 2,5%, e quindi in qualche modo la svalutazione competitiva si è dovuta fermare. E allora si sono affermate appunto le imprese dei distretti, che sono quelle del nord-est, dell'Emilia, di Sassuolo, del Made in Italy, che all'inizio competevano appunto sui prezzi, come vi avevo fatto l'esempio di questa industria della Plastal che produceva per l'industria automobilistica tedesca. Anzi, forse dovevo dire che non era solo un problema di costi e prezzi, c'era anche qualche problema di innovazione di processo, nel senso che questo imprenditore vendeva con successo in Germania, ma aveva anche innovato, cioè faceva degli stampi di alluminio con cui tagliava drasticamente i tempi del prestampaggio, per cui poteva andare sul mercato in tempi brevissimi, e i tedeschi apprezzavano molto questa cosa, cioè non è solo, ecco, non sono grandi innovazioni, sono quelle che noi chiamiamo innovazione di processo. E adesso comincia invece il Made in Italy invece sulla qualità e sul design, quindi quello che viene chiamato il Made in Italy di alta gamma. E qui appunto perché non si compete più sui costi, ma si compete sulla qualità. Ed è anche gli anni in cui sorge la robotica e l'automazione industriale, in cui il nostro paese è attualmente al 6° posto nel mondo, dopo colossi, dopo ci sono gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone, la Corea, la Cina, e dopo l'Italia, con una robotica un po' particolare, e fatta abbastanza, diciamo, sulle bisogni della singola azienda, non sulle produzioni di massa. C'è un testo interessante che spiega tutto questo, che si chiama appunto Il robot fatto a mano, che spiega appunto la sorgere di Comau e come Comau sia entrata in questo campo. A metà degli anni 80 in realtà c'è stato poi il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia. Significa che la Banca d'Italia non era più tenuta a comprare, assorbire i titoli del debito che il Tesoro non riusciva a piazzare. Questo era un modo con cui si emetteva liquidità a tutto spiano, perché se il Tesoro non riusciva a piazzare i titoli, la banca li doveva comprare, stampava moneta e aveva foraggiato l'inflazione. Qui adesso il cambio è molto più stabile, non si può più giocare sull'inflazione, e quindi c'è quello che viene chiamato il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Il risultato qual è? Il risultato qual è? È quello che si abolisce sostanzialmente la scala mobile.
E poi c'è stato il decreto del governo Craxi dell'84 che ha appunto congelato i punti di contingenza e poi il referendum sulla scala mobile che è stato sostenuto da Berlinguer e dal Partito Comunista e che è stato perso, nel senso che se ricordiamo appunto il movimento dei 40.000 a Torino, insomma il movimento che si è creato per rivedere questo meccanismo, per contrastare l'aumento salariale e che ha portato appunto l'abolizione del punto della scala mobile è avvenuta solo nel 92, però era fortemente indebolita. E quindi cosa ha portato questo? Beh, all'inizio non ha portato a un disastro, nel senso che poi i salari reali, i prezzi sono scesi molto, molto rapidamente e i salari reali per qualche anno sono anche aumentati. Dopo però ha cominciato il crollo dei salari e adesso appunto noi abbiamo dei salari che è continuato fino ad oggi, insomma abbiamo dei salari che sono estremamente bassi rispetto a quello che c'è negli altri paesi europei. Basta pensare al salario minimo di cui stiamo parlando in questi anni, che si parla di 9 euro contro il salario minimo che c'è in Germania, di cui vi portavo qui da qualche parte le cifre, ma perché mi pare che viaggi sui 12 e per i 27 si parla di 14,60 euro all'ora, quindi quasi 15 euro. La svolta negli anni 90 appunto continua un po' su questa linea, il trattato di Maastricht blocca il cambio e noi appunto abbiamo un sistema con cambio fisso, quindi dove il cambio non si può più muovere. La vera rottura è stata quella del governo Amato. Il governo Amato ha fatto due drastiche manovre restrittive nel 92 e nel 93, dove ha bloccato il PIL, ha ridotto il PIL di un punto percentuale, quindi con un fortissimo intervento, sono 10 miliardi più 93 mi pare, quindi una cosa che non si è mai vista né prima né dopo questo intervento. C'è stata la riforma delle pensioni, Dini ha introdotto il sistema contributivo e quindi qui si sono un po' poste le chiavi di quello che è poi il decorso successivo. L'Italia quindi non può più giocare sulla svalutazione della moneta e sulla spesa in deficit, ma deve cercare appunto un aumento di competitività. E qui appunto si vede la debolezza del sistema, anche la debolezza della piccola impresa che fa innovazione di processo ma stenta a fare innovazione di prodotto, se non in casi eccezionali, e un sistema di protezione dei salari che appunto era il più forte in Europa ed è diventato uno dei sistemi più deboli, per cui appunto abbiamo dei salari che sono fermi da 20 anni e che non si muovono. Poi a questo vorrei magari che ne parlassimo, è seguito un periodo, diciamo che si può dire, di tentativo ispirato al liberalismo, che potrebbe essere richiamare il governo Renzi sia per le pratiche sul lavoro che altro, e poi appunto il governo Conte che invece ha fatto questa grande spesa pubblica per rilanciare l'economia anche a seguito della crisi del Covid, ma su questo magari che ne parlassimo, perché sono dati di questi giorni che ci troviamo a commentare ogni momento. Grazie.
capito che i temi sono particolarmente difficili, i termini sono anche spesso non usuali, quindi se qualcuno ha domande, proprio domande, facciamole adesso che è il momento. Certo. Prego, domande? Sì, quindi non si passa da un patto di inflazione del fine guerra, quindi aumentano le produzioni ma non aumentano i salari, quindi la classe operaia perde la sua potenza d'acquisto e iniziano i grandi movimenti di massa per conquistare il salario. Abbiamo un governo che io lo chiamo del generale vabbè, adesso mi ricordo più il nome, comunque di Scelba, e che spara ai lavoratori, e abbiamo un episodio in cui si sopprime quello che sono i diritti dei lavoratori. È anche vero che nel frattempo abbiamo una situazione cantieristica però che avanza e produce qualcosa di più di altri paesi, mentre i nostri salari stanno fermi e abbiamo un aumento di immigrazioni che vanno verso le miniere francesi, belgi, dove molti dei nostri trovano la morte purtroppo in situazioni acritiche. Quindi la nullità di un governo che non ha risposto a quelle esigenze ha portato a conflitti dopo sempre più rimarcati. Cioè, questo era un attimo il mio pensiero. 68. Vuoi aggiungere oppure? No, sì, mi dispiace dire che appunto qui ci sarebbe anche da fare un discorso sul modo con cui viene valutata la crescita, no? Perché è chiaro che quando si dice che la crescita negli anni 50 fino al 64 è stata la più alta di tutta Europa, è chiaro che è una crescita valutata attraverso i beni che passano nel mercato, esclusivamente attraverso questi, insomma. E quindi ci sarebbe da ripensare a tutta la contabilità, se questa rispecchia in realtà la crescita. Dico una cosa anch'io forse. Carlo? Ricordo che negli anni 60 esplode la speculazione edilizia, l'espansione urbana, l'urbanesimo arriva negli anni 50-60 da lì in poi, e lì concentra, e anche nella rendita urbana, tutto un accumulo di capitale che non va a investimento nei settori produttivi. La rendita quindi assorbe in qualche modo e risponde alle necessità speculative di profitti facili senza investimenti produttivi, sostanzialmente. Certo. Cosa pensa del salario minimo? Può risolvere il problema di un salario così basso per i tanti lavoratori definiti poveri? Beh, adesso c'è... Sì. Dunque volevo dire qualcosa che poi mi è sfuggito anche sul problema dei distretti, no? I distretti e la piccola impresa hanno avuto successo sostanzialmente perché non rispettavano le norme contrattuali sul lavoro, no? Sostanzialmente. Io ricordo negli anni *80 nelle campagne del Vicentino, che ho avuto modo di conoscere personalmente, perché c'erano dei miei figli e dei ragazzini che erano della loro età, che questi venivano assunti ed erano tutti contenti a fare lavoro nel distretto dei mobili, e il datore di lavoro dava una busta paga e dopo il salario che c'era dentro era la metà di quello che era scritto. Cioè la formazione dei distretti e del Made in Italy eccetera è segnata da sostanzialmente una evasione sulle norme contrattuali salariali, e quindi questo spiega molto. E certamente se il salario minimo di 9 penso che possa, mi pare il minimo di cui si può dire. Dicevo, in Germania si parla dei 15 per i 27, quindi insomma. Scusa, un'altra cosa, Era chiaro. puoi focalizzare un attimo il discorso sul boom del debito pubblico degli anni di Craxi, come è avvenuto, che paghiamo ancora adesso, che abbiamo un debito pubblico al 130% del PIL. Quel momento lì in cui è successo, perché è successo?
Beh, è successo, direi, nel tentativo di conciliare in qualche modo, no, il conflitto capitale-lavoro. È successo negli anni '80, infatti è successo dopo il maggio francese. Negli anni '80, di fronte al crollo dei salari, l'aumento anche della ricchezza finanziaria, lo Stato appunto ha aumentato la sua presenza attraverso il welfare in qualche modo, e quindi ha aumentato il debito e con tutto questo. Questa cosa tu la stai dicendo alla luce della teoria di Keynes o no? Ma una cosa, forse semplicemente una teoria di sottogoverno, cioè di mantenere la pace sociale, in qualche poi modo la pace sociale. Sentiremo Francuccio che parla di Keynes su questo, infatti. La Thatcher è il nostro concetto di... Va bene. Corrado? Sì, volevo dirti una cosa, fino a che punto il Partito Comunista e le sinistre negli anni 50 hanno sostenuto questo modello di crescita, di concentrazione dei profitti e riduzione di riduzione dei salari, che poi alla fine ha consentito questo grosso sviluppo. E volevo vedere fino a che punto la sinistra è stata, ha attenuato le esagerazioni, ma non si è opposta nella maniera netta a questo trend, a questa situazione. Non so se mi sono spiegato. Ma sono stati impediti di governare, sono stati impediti di governare, sì, però anche la politica certamente l'hanno fatta la Democrazia Cristiana e il gruppo dirigente, ma poiché il progresso c'era, l'aumento dei salari, dei redditi anche dei lavoratori era consistente in quei tempi. Fino a che punto io mi domando proprio nel dettaglio se il Partito Comunista non accettasse almeno in buona parte questa situazione, sapendo che poi c'è stato in seguito negli anni 60, 70, 80 un processo di redistribuzione. Forse non mi sono spiegato bene. Non saprei dire in quasi come l'avessero previsto, quasi come lo avessero previsto che dopo ci sarebbe stato. Che è stato accettato questa politica economica generale, perché in questo modo, perché c'era un consenso anche di massa verso questa. Ma siamo di fronte però, bisogna considerare che ci sono anni di fortissima migrazione, cioè sono anni in cui, a parte come è stato ricordato, l'emigrazione verso l'estero, ma anche l'emigrazione verso il triangolo industriale, insomma si conta in milioni di persone, quindi c'è una debolezza delle organizzazioni dei lavoratori fondata sui numeri, insomma. Silenzio. Prego, Roberto. Domando, fino a che punto il PIL è indicativo della dinamica economica nazionale? Grazie. Perché, ad esempio, ricordo un fatto, intorno al 95, per lavoro ho avuto contatti con alcuni amministratori, tra l'altro trevigiani e pordenonese, area del mobile ad esempio, in cui mi dicevano che gli imprenditori erano in difficoltà perché per la crisi del settore edilizio, nel quale reinvestivano gran parte del loro utile in nero, insomma appunto per incondizionalità, non sapevano più dove battere i soldi. Questo stato di cose è correlato ai bassi
salari per i lavoratori e un'ampia evasione fiscale. Quindi è chiaro che questa cosa un po' si mangia la coda, perché evasione fiscale, carenza di entrate per finanziare il welfare e quindi sì, la cosa, però ho l'impressione che ci sia parte non indifferente della ricchezza che viaggia al di fuori della contabilità dell'ufficiale. A rilievo questo vuol dire quanto pesa per appunto o spinge o contribuisce all'attuale evasione fiscale. Certo. Adesso stiamo finendo uno studio sulla Zoppas. La Zoppas, per esempio, che non è una piccola impresa, ha sempre tenuto una doppia contabilità. Aveva una contabilità in nero, cioè come per tutta l'impresa, insomma, no? Quindi, insomma, è chiaro che sì, c'è una grande evasione fiscale. Questo non c'è dubbio, e questo probabilmente dà anche una sottovalutazione del PIL. Adesso c'è stato questo tentativo un po' maldestro di rivalutare il PIL negli anni '80, dove l'Italia ha superato bruscamente l'Inghilterra, no? E quindi è diventato il quinto paese industriale invece del sesto. Questo valutando il nero, facendo una stima del nero, insomma, adesso molti non ci credono più, insomma è stato un meccanismo politico del governo socialista, sostanzialmente, per cercare di presentare le cose in modo un po' più accettabile. C'è questo problema molto forte, oltre al fatto che il PIL non considera tutte le transazioni che non avvengono nel mercato, e che quindi tutto l'inquinamento, l'aria, eccetera, non sono valutati, quindi insomma è sempre una misura molto spuria. Anche le malattie, l'esperanza di vita, eccetera, sono... Resta un rilevante strumento di consenso questa situazione. Resta un rilevante strumento di consenso, e sì, finché non si decide di farlo fuori, di cambiare. Ringraziamo ancora una volta il professor Tattara.